benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Omicidio a Palermo, il killer è il cognato della vittima. Le telecamere della farmacia dove Stefano Gaglio lavorava come magazziniere hanno ripreso in diretta le fasi dell'omicidio, 4 colpi di pistola, l'agonia e poi la morte. Escalation di violenza, Carini, lite tra i vicini di casa e aggressione in pieno giorno a colpi di coltello, 2 feriti e una denuncia, il racconto della donna che ha assistito alla scena. A Catania arrestato un rapinatore seriale. Catania compie un passo decisivo verso il nuovo waterfront. Approvato il progetto esecutivo per il nodo Rotolo-Ognina, un'opera strategica da oltre 11 milioni di euro. L'intervento sblocca la rigenerazione urbana e la futura pedonalizzazione del lungomare. Prima campanella in Sicilia con i soliti problemi. Solo il 4% degli edifici è a norma. Tra le novità più discusse il divieto di utilizzo dei cellulari. Nelle scuole della regione da quest'anno si studia anche la testimonianza e la drammatica fine di Don Pino Puglisi, ucciso da Cosa Nostra 32 anni fa perché allontanava dalla mafia bambini e giovani di Brancaccio. A Marina di Ragusa ha celebrato il cinema, masterclass con registi e attori, premi alla carriera, proiezioni fronte male e tra le novità una mostra su Pierpaolo Pasolini. Calcio Poiampaola apre e chiude la sfida col Sud Tirol, la doppietta con rete in avvio e sul finale di partita vale il successo per il Palermo che conferma il primato in Serie B seppur in coabitazione. Bagno d'umiltà per il Catania a Cosenza, i rossazzurri sconfitti pesantemente per 4-1 dai calabresi. Prima sconfitta stagionale, primi gol subiti dagli etnei, ma a preoccupare è la prestazione. Bentrovati in apertura, torniamo ad occuparci dell'omicidio di Palermo perché è stato un omicidio in diretta. Il killer che ha ucciso Stefano Gaglio è un parente della vittima e il cognato lo ha aspettato nella farmacia dove lavorava e lo ha freddato con 4 colpi di pistola. Un uomo di 62 anni, appunto il cognato, in questo momento si trova in questura interrogato dagli inquirenti, come ci racconta Marco Gullà. Avrebbe un volto e un nome, il killer dai capelli brizzolati che questa mattina ha ucciso il magazziniere della farmacia Sacro Cuore di Palermo, Stefano Gaglio, di 39 anni. In queste ore si trova in questura interrogato dagli agenti della squadra mobile. Grazie alle telecamere della stessa farmacia, gli uomini della mobile sono arrivati a lui. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe un parente stretto, precisamente il cognato, con il quale la vittima avrebbe avuto anche alcune discussioni sopra le righe. Litigi legati a questioni familiari e a un vecchio debito. Questa mattina il killer lo ha atteso al lavoro, sapeva a che ora trovarlo. Gaglio aveva lasciato a scuola una delle 2 figlie e avrebbe parcheggiato lo scooter. Nel video delle telecamere di videosorveglianza si vede un uomo con i capelli brizzolati, intorno ai 60 anni e a volto scoperto, che si aggira nei pressi della farmacia. Appena arriva Gaglio, il killer gli piomba addosso, estrae la pistola e gli spara 4 colpi. L'uomo crolla a terra in agonia, morirà qualche minuto dopo. Nel frattempo il killer scappa a piedi, poi sale a bordo di uno scooter e si dilegua. I testimoni oculari dell'agguato hanno riconosciuto l'uomo individuato nelle prime ore del pomeriggio. Un omicidio plateale in pieno giorno, compiuto davanti a tanti testimoni. Una persona calma, tranquilla, sono sempre sorridente. Un grande lavoratore. Ha sentito i colpi di pistola, si è affacciata, ha visto qualcosa? No, mi stavo fumando come adesso una sigaretta, ho sentito questi 3 colpi, ma non pensavo fossero spari, pensavo che giochi d'artificio o quella Vespa là che mettendola in moto scattava questi botti, non l'ho capito. Io ho sentito i spari e sono uscita dal negozio e ho visto a lui per terra. Poi ho visto che l'ambulanza ha ritardato 20 minuti, ma era vivo lui, ancora respirava. La vediamo abbastanza provata, lei lo conosceva? Sì. Sì, è una vita che lavora qua questo ragazzo, un bravissimo ragazzo, tutto per la famiglia e per il lavoro. Il killer, quindi il cognato, abiterebbe nel quartiere Calza di Palermo.
Ancora violenza, una lite questa volta tra vicini di casa, un'aggressione in pieno giorno a colpi di coltello, 2 feriti e una denuncia. Il bilancio, sentiamo il racconto della donna che ha assistito alla scena con Luca Ciliberti. È una vicenda dai contorni ancora poco chiari, ma con un epilogo da incubo. Un giovane di 20 anni colpito con 2 coltellate al petto e una al braccio, il padre pestato brutalmente e la madre terrorizzata che ha assistito inerme alla scena. È accaduto tutto a Carini, nel Palermitano, intorno a mezzogiorno di domenica. Una lite tra vicini, secondo le prime ricostruzioni, degenerata per futili motivi e che stava quasi per trasformarsi in tragedia. A raccontarla è stata la madre della vittima, Mary Giammona, giornalista di Teleiato, che con un post su Facebook adesso vuole giustizia. Ho visto il sangue che copriva il corpo di mio figlio, ma nessuno è stato trattenuto per tentato omicidio, scrive. La donna avrebbe chiesto ai vicini, che avevano affittato una villetta limitrofa e che avevano organizzato una festa, di spostare dal muro perimetrale una delle casse acustiche dell'impianto che trasmetteva musica ad alto volume. In un attimo gli animi si sono scaldati, sono volate parole grosse contro la donna che hanno costretto il marito, preoccupato, ad intervenire. Da lì in poi la situazione è degenerata all'inverosimile. L'uomo è stato accerchiato e preso a calci e a pugni dal branco. Il figlio di 20 anni, nel tentativo di aiutare il padre, si è messo in mezzo mentre un altro uomo ha tentato di farsi giustizia con un coltello. Secondo quanto riportato dalla donna, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Partinico, dove i medici hanno fortunatamente accertato che il coltello non ha colpito gli organi vitali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della sezione radiomobile di Carini. L'autore dell'aggressione, probabilmente sotto effetto di alcol, è stato denunciato a piede libero, ma le indagini proseguono per ricostruire minuziosamente la dinamica dei fatti. Incredulità e indignazione da parte della comunità di Carini, che si è stretta attorno alla famiglia brutalmente aggredita. A Catania è arrestato un rapinatore seriale incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Emanuela Corsi. Il metodo era sempre lo stesso. Entrava a volto scoperto negli esercizi commerciali, fingendosi un cliente qualunque, ma una volta arrivata alla cassa con un'arma da taglio minacciava il malcapitato dipendente di turno e prelevava l'incasso. La polizia di Catania ha arrestato un rapinatore seriale di 38 anni. Le indagini hanno preso il via dopo un colpo commesso la sera del 10 gennaio, ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. Un analogo episodio si è verificato il giorno successivo, sempre alla stessa ora, quando il rapinatore in un altro esercizio commerciale ha minacciato con un taglierino il dipendente per farsi aprire la cassa, impossessandosi del denaro contante custodito all'interno. Anche la mattina del 12 gennaio l'uomo ha fatto ingresso all'interno di un supermercato, intimando al cassiere di consegnare il denaro contenuto nella cassa. Tutti gli episodi sono stati ripresi dalle telecamere. In questo caso però, come si vede, il commesso è riuscito a mettere in fuga il malvivente, che a piedi si è allontanato. Le indagini della squadra mobile hanno permesso di incastrare l'uomo per tutte queste rapine. Il responsabile è stato arrestato e rinchiuso in carcere. Un fucile, 2 mitragliatrici e munizioni da guerra è l'arsenale che 3 giovani avevano nascosto in un casolare disabitato nelle campagne di Noto, nel Siracusano. È stata la loro presenza sul posto ad insospettire i poliziotti, che hanno deciso di controllare trovando le armi. Non è ancora chiaro se, quando e dove queste armi siano state già utilizzate. Di certo c'è che i 3 ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, adesso sono in carcere. Via libera al progetto esecutivo per il nodo Rotolo-Ognina, un progetto che prevede il completamento dell'allaccio tra Viale Alcide De Gasperi e Viale Ulisse. Luca Ciliberti. Nuovi passi verso il waterfront di Catania. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il miglioramento della viabilità nodo Rotolo-Ognina, un'opera strategica che consentirà a breve l'avvio della gara e l'apertura del cantiere. L'intervento, del valore di oltre 11 milioni di euro, è finanziato attraverso fondi europei e si inserisce nel più ampio piano di rigenerazione urbana dell'area Ognina-Rotolo-Picanello per un investimento complessivo di 53 milioni di euro. Il progetto prevede il completamento dell'allaccio tra Viale Alcide De Gasperi e Viale Ulisse, rendendo così finalmente pienamente operativo l'asse viario di scorrimento nord-sud alternativo al lungomare, oggi congestionato dal traffico. Una volta ultimato, l'intervento atteso da decenni libererebbe il lungomare dalle auto e valorizzerà il borgo marinaro di Ognina con l'abbattimento del cavalcavia. Il nuovo asse di collegamento, concepito come una via di fuga in caso di emergenze, rafforzerà la sicurezza urbana e la mitigazione del rischio sismico. Soprattutto, come evidenziato nella relazione generale, rappresenta una scelta strategica per alleggerire il traffico da Viale Altala Lagona, ridisegnare l'assetto viario cittadino e rendere possibile la pedonalizzazione del lungomare tra Piazza Nettuno e Piazza Mancini Battaglia.
Prima campanella oggi in Sicilia tra novità molto discusse come il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari a scuola e vecchi problemi, ovvero quelli dell'edilizia. Solo il 4% degli istituti scolastici infatti risulta a norma. Desiree Ferlito. La sveglia al mattino presto, l'outfit preparato la sera prima, lo zaino, la merenda. E così da oggi si ricomincia. È suonato ufficialmente stamattina la prima campanella per la scuola siciliana, in linea con quanto indicato dal calendario regionale. La conclusione delle attività didattiche è prevista invece per il 9 giugno. Secondo il calendario siciliano saranno 206 i giorni da trascorrere tra i banchi, 205 qualora la festività del santo patrono della località in cui ha sede l'istituto cada durante il periodo di attività didattica. Occhi puntati sui vecchi problemi. Il Codacons accende i riflettori sulle condizioni dell'edilizia scolastica in Sicilia, definita gravissima per crolli, degrado, mancanza di certificazioni di sicurezza e strutture ormai vetuste. Secondo i dati diffusi dall'associazione, su 3.138 scuole dell'isola, solo 139, pari al 4,4%, risultano pienamente in regola con tutte le certificazioni previste. Tra le novità, il divieto di utilizzo dei cellulari a scuola. Da oggi gli istituti si interrogano su come gestire questa nuova regola stabilita dal Ministero. Saranno sanzionati con una nota disciplinare e in caso di reiterazione alla nota disciplinare seguirà anche un provvedimento di sospensione dall'attività didattica. Sulla custodia degli smartphone durante le ore scolastiche, gli istituti rimandano la responsabilità agli stessi studenti. Non abbiamo armadietti, quindi perché per non gravare molto sul docente la responsabilità. Non devono tenerli a vista. E il 15 settembre coincide anche con il giorno in cui si ricorda il martirio del beato padre Pino Puglisi. Da quest'anno figura che si studierà anche a scuola, lui ucciso dalla mafia per tenere lontano i bambini dalla strada. Adelaide Barbagallo. Il miglior modo per commemorarlo è parlare di lui nelle scuole. Padre Pino Puglisi, il sacerdote di Brancaccio ucciso 32 anni fa dalla mafia, voleva che tutti i giovani del quartiere studiassero. Toglierli dalla strada era il suo impegno quotidiano. E Palermo lo ricorda con tante iniziative, ma quest'anno, in coincidenza dell'avvio ufficiale delle elezioni, la figura del sacerdote proclamato beato nel 2013 sarà oggetto di studio nelle aule scolastiche. Per onorarne l'impegno civile e trasmettere alle nuove generazioni l'eredità morale che ci ha lasciato. Ha scritto nella circolare inviata a tutti gli istituti l'assessore Mimmo Turano. L'iniziativa su suggerimento del presidente del Centro Padre Nostro, fondato da padre Puglisi. Forse è la prima volta nella storia che si ricorda Puglisi contemporaneamente in tutte le scuole della Sicilia e che quindi ci saranno migliaia e migliaia e migliaia di studenti che avranno modo di riflettere su questa grande figura. Padre Puglisi dialogava con tutti, con i ragazzi, con le istituzioni, spronandole a fare la loro parte e anche con i mafiosi. Voleva convertirli. Il suo sogno era un asilo nido a Brancaccio. I fondi per realizzarlo ci sono, ma il quartiere ancora aspetta. Poteva essere iniziato già a dicembre dello scorso anno, il Consiglio Comunale non l'ha approvato e oggi stanno lavorando per cercare di approvare finalmente questa delibera delle opere pubbliche triennale dove è inserito l'asilo nido. Padre Puglisi puntava sul cambio di mentalità e cultura. I bambini, diceva, devono capire che non c'è solo odio e violenza. Da oggi fino al 6 gennaio il GAM di Catania ospita la mostra pittorica La cultura e il diavolo, dedicata alle opere di Giuseppe Fava, che ha raccontato la società anche attraverso pennelli e matite, oltre che attraverso la sua penna. Il giornalista fu ucciso dalla mafia nell'84, Roberta Lunghi. Perché un uomo è quello che è e trovare una giustificazione, sperare la speranza di poter redimere. Sono le due eredità di Giuseppe Fava, parola di chi ha conservato l'archivio storico della sua produzione, che racconta di un uomo capace di esprimersi in tutti i modi possibili. La scrittura, poi la pittura, il disegno, le incisioni. Nel centenario della nascita di Giuseppe Fava, nella Galleria d'Arte Moderna in via Castellursino a Catania, fino al 6 gennaio si potrà visitare La cultura e il diavolo, l'arte di Giuseppe Fava tra impegno civile, politico e intellettuale, promossa dalla Fondazione Giuseppe Fava e dal
dalla famiglia del giornalista ucciso dalla mafia in collaborazione con il Comune di Catania e il patrocinio dell'Accademia di Belle Arti. Che cosa viene fuori di Giuseppe Fava che non conoscevamo? Viene fuori la figura dell'uomo vicino alla gente. In quella città raccontata attraverso figure tipiche, occhi dolci, profondi ma anche inquietanti, sì, perché proprio in quella parete campeggia il disegno del killer, non in giacca di velluto, ma quasi prefigurazione della tipologia di chi lo avrebbe poi ucciso. Chi è il killer? Chi può essere chiunque all'interno della società, anche il ragazzo che sull'autobus ci cammina accanto. In un incedere scandito dai tempi della tragedia, il percorso pittorico si snoda avvincente e ricco di riferimenti culturali, ma anche denso di quel modo di Fava di guardare a se stesso, in una serie di autoritratti dove spicca quello in versione romantica. Il rapporto di Fava con la moglie, nonostante fosse sicuramente scapestrato come marito, però a questa moglie è rimasto fedele sempre. 4 giorni di cinema, incontri e proiezioni sotto le stelle. A Marina di Ragusa si è svolto il Costa Iblea Film Festival tra masterclass, premi alla carriera e una mostra dedicata a Pierpaolo Pasolini, come ci racconta Veronica Barbarino. Il Costa Iblea Film Festival ha portato il cinema e il suo dietro le quinte a Marina di Ragusa. Anche quest'anno masterclass con registi e attori, premi alla carriera, proiezioni fronte mare e tra le novità una mostra su Pierpaolo Pasolini. A 50 anni dalla scomparsa gli è stato dedicato un percorso immersivo tra manifesti originali e immagini in movimento. Tra gli ospiti il regista Gianni Amelio, che nella provincia ragusana ha ambientato 2 dei suoi celebri film, Il ladro di bambini e L'America. Un paesaggio senza le persone non è bello, cioè è da vedere come si vede una cartolina, ma quando si è presenti a Ragusa, a Marina di Ragusa, in ogni posto della Sicilia o del mondo, le persone sono l'elemento più importante e se non ci sono le anime non funziona. A lui il premio Carrubo d'Oro Maestri del Cinema, riconoscimento alla carriera anche all'attore Enrico Loverso, che ha dialogato con il pubblico sul mestiere difficile dell'attore, suggerendo anche come diventarlo al meglio. Far crescere se stessi guardando gli altri, guardando fuori, guardando l'esterno, imparando tutto quello che c'è fuori e portarlo dentro di noi. Premiato Pasquale Spadola, location manager di produzioni di successo come Il commissario Montalbano. E ancora, tra i protagonisti del festival, i registi Giampaolo Cugno e Francesco Costabile. Tra mare e stelle, condivisione e bellezza collettiva, il cinema ha raccontato al pubblico non solo storie, ma si è fatto specchio della società e delle sue trasformazioni. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport, il calcio con la vittoria del Palermo e la sconfitta pesante del Catania. Tra poco. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, vittoria pesante per il Palermo che ha battuto fuori casa il Sud Tirol per 2-0, decisiva, una doppietta del finlandese poi Giampaolo, gol segnati al secondo e poi al 79esimo. Palermo che con questi 3 punti raggiunge Cesena, Modena e Frosinone in vetta alla classifica, come ci racconta Marco Gulla. Solido, compatto, ma soprattutto vincente. Il Palermo sbanca il Druso di Bolzano 2-0 al Sud Tirol con doppietta di Poyampalo e 3 punti decisamente pesanti nel bagagliaio. Non era affatto facile, anche perché il Sud Tirol di Castori è squadra insidiosa e che in casa lascerà pochi spazi agli avversari. Il Palermo di Inzaghi ha comunque avuto per gran parte del match il filo del comando, grazie anche alla rete a freddo che ha colpito gli avversari. Poyampalo ha infatti gonfiato la rete dopo nemmeno 2 minuti con questo colpo di testa dopo la spizzata di Leduaron. Con Brunori e Palumbo in panchina, Inzaghi ha preferito dare spazio proprio a Leduaron e Gyasi a supporto del finlandese, spietato sotto porta. Dopo il vantaggio, il Palermo ha provato ad addormentare i ritmi del match facendo molto possesso palla e facendo stancare gli avversari che spesso hanno girato a vuoto. I siciliani provano a trovare il corridoio giusto per infilzare il Sud Tirol, ma nel primo tempo non succede più nulla.
Ripresa, al 10° Odogu s'accartoccia sulla palla a 2 passi da Joronen, sprecando una buona opportunità. Poi l'Eduaron è egoista e anziché servire al centro i compagni preferisce tirare. I cambi danno maggiore frizzantezza al Palermo che a 10 minuti dal 90° raddoppia. Palumbo scappa via, imprendibile, poi palla deliziosa per Poyampalo che controlla e piazza all'angolino e 2-0 e 3 punti in naftalina. Il Palermo vince e torna primo assieme a Frosinone, Modena e Cesena. È una grande vittoria, veramente. Avevo chiesto alla squadra di venire a fare una battaglia, abbiamo fatto veramente una grande gara di battaglia, di sofferenza, ma ribattendo colpo su colpo. E poi è chiaro che speravo che facendo battaglia poi il nostro talento potesse portarci a vincerla. Siamo contenti, qua insomma il Sutiro nel 2025 non ha mai perso. Venerdì sera Palermo al Barbera contro il Bari. Partita da dimenticare invece è quella del Catania, battuto nettamente a Cosenza. La sfida con i calabresi che doveva servire a confermare le qualità del gruppo emerse dopo le prime 3 giornate rappresenta invece un brusco ritorno sulla terra. Marco Carli. Siamo stati a volte molli, soprattutto nei duelli, ma anche quando avevamo la palla a non accelerare, a non velocizzare l'azione. Si può dire un bagno di umiltà? Lo stavo dicendo io, queste partite poi ti servono. Siamo stati molli e bagno di umiltà, parole che si ripetono e si rincorrono a Catania dopo la prestazione deludente a dir poco e il pesante risultato di Cosenza. Il primo tempo senza lo straccio di un'occasione e il gol del vantaggio di Ricciardi dopo il batti-ribatti in area e l'intervento del video support a seguito del tocco al di là della linea di Di Gennaro. Nella ripresa ti aspetti un Catania diverso e così non è. Il Cosenza spinge, arriva anche l'errore di Dini sul gol del 2-0 di Florenzi. Ci vogliono i subentrati per cambiare le cose. Lo fa Lunetta, uno dei pochi se non l'unico a confermare il livello delle prime partite. 2-1 e gara riaperta ma subito chiusa dalla fuga di Kuan per la rete del terzo gol calabrese e sconfitta ingigantita nelle proporzioni dal 4-1 di Langella. Ci sono anche le traverse colpite da Forte e da Di Tacchio nel finale. Il suo ritorno è importantissimo per dare alternative in mezzo. Jimenez in quella zona non convince, mentre in attacco si aspetta Caturano. Una piccola contrattura, lui ha questo fastidio un po' diramato, non su un punto, e quindi dobbiamo essere attenti a capire se è una cosa passeggera da niente oppure se è una cosa che gli può pregiudicare una partita da 45, 60 o 90 minuti. Sta lavorando come Alex Rolfini, ci auguriamo tutti che possano rientrare il prima possibile, se il prima sarà la partita con il Sorrento saremo felici, altrimenti li aspetteremo. 3 vittorie in 4 partite per il Trapani che al provinciale batte anche la Casertana per 2-0. Senza gli 8 punti di penalizzazione sarebbe da solo in vetta alla classifica. Cammarasana. 10 punti in 4 partite, senza gli 8 di penalizzazione il Trapani starebbe da solo al comando della classifica. Una vittoria importante quella sulla Casertana, anche una sorta di rivincita. Lo scorso 27 aprile infatti la Casertana vinse al provinciale centrando la salvezza, ma al contempo negando al Trapani le residue possibilità di disputare i play-off. Ieri, come previsto alla vigilia, non è stato facile avere la meglio su una squadra ben messa in campo e subito pericolosa al nono con Callon. Granata, per l'occasione con la difesa a 4, avrebbero potuto sbloccare la gara al 19esimo sugli sviluppi di un angolo, ma la traversa ha negato a Grandolfo la gioia del gol. Brividi per il Trapani anche al 14esimo della ripresa, quando sugli sviluppi di un calcio piazzato Vano ha colpito la traversa. Al 22esimo però, su un cross dalla sinistra di Di Noia, Grandolfo ci mette la zampata vincente e sblocca il risultato. La Casertana si sgonfia e 5 minuti dopo Ciotti la punisce ancora in una delle sue veloci scroppate. Al 30esimo Casertana vicino al gol, ma la difesa granata esce vincente da una furibonda mischia quasi sulla linea di porta. A fine gara Grandolfo e soci sotto la curva per godersi un bagno di applausi.
La CR Messina è fallito. A deciderlo è stato il Tribunale di Messina su richiesta della Procura. La società per l'80% di proprietà a D-Invest e per il 20% di Pietro Sciotto. Nella sentenza i giudici scrivono: i debiti rilevanti, la mancanza di liquidità rendono ormai manifesto e irreversibile lo stato di insolvenza, e cioè che l'imprenditore non è più in grado di far fronte ai debiti. Nominata la curatrice fallimentare, la dottoressa Maria Di Renzo, che dovrà provare a garantire la prosecuzione dell'attività sportiva. Nel frattempo la strada immediata potrebbe essere quella di ottenere un esercizio provvisorio per evitare l'esclusione dal campionato. Ci fermiamo ancora per una brevissima pausa, a tra poco. Rientriamo in studio. Prima di chiudere, un'ultima notizia, perché l'STM, seduto al tavolo del Ministero del Made in Italy, ha dichiarato il ritiro degli esuberi. Rimane la richiesta da parte di STM di un accordo con governo e OS per pensionamenti, prepensionamenti e uscite volontarie. Dunque per questa edizione è tutto, questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Da parte mia e dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata. Arrivederci.